PianDeiBuoi è uno splendido altopiano situato a circa 1800 metri di quota nel comune di Lozzo di Cadore, nel Bellunese, ai piedi delle Marmarole. Rinomato per la vista spettacolare a 360 gradi sulle Dolomiti, è un punto di partenza ideale per escursioni e offre anche importanti resti storici della Prima Guerra Mondiale, tra cui i forti di Vidal. Oggi andiamo a visitare una parte dei forti di Vidal. La strada è molto stretta e dal 1 luglio al 15 settembre è regolata a senso unico alternato, in salita dalle 9 alle 13 e in discesa dalle 14 alle 17. Nel resto del tempo è a doppio senso. Just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be F-E-A-R-L-E-S-S. Fearless. Once I get in and I put it in try. Ain't no more stopping me, don't even try. Controlling the chaos, controlling the vibe, yeah. That's all the shots that you don't take. You'll never be heard if you don't say. Just gotta get out your own way. You can't learn to fly on your own if you don't let go. Step out of the shadows, into the fire. Don't be afraid to go out on a wire. Live in the moment, turn it up louder. This is what you're made for. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be F-E-A-R-L-E-S-S. Fearless. Wow. beds on me. Back mid-scroll on my
I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. A 1880 metri di quota, sul PianDeiBuoi, nel comune di Lozzo di Cadore, il forte di Col Vidal domina le vette bellunesi. Edificato tra il 1911 e il 1914 all'interno del sistema Fortezza Cadore Mae, era una cittadella autosufficiente costata ben 590.000 lire. Il complesso stupisce ancora oggi per la sua architettura difensiva, una monumentale caserma principale lunga 80 metri, una seconda caserma interamente scavata nella viva roccia che ospitava i generatori di corrente e un lungo tunnel sotterraneo di oltre 90 metri progettato per raggiungere in sicurezza la batteria corazzata sommitale. Lì 4 pozzi per le bocche da fuoco e un osservatorio ottico blindato sorvegliavano i confini. Eppure questo gigante non combatté mai. Declassato a magazzino logistico all'inizio della Grande Guerra e privato dei suoi cannoni, il Vidal fu abbandonato dalle truppe italiane il 7 novembre 1917, nei giorni convulsi di Caporetto. Per risparmiare il vicino paese di Lorenzago dalla distruzione, l'artiglieria rimase inerme e le strutture vennero consegnate intatte alla storia. Un colosso di pietra mai violato dal fuoco, rimasto intatto fino a noi. Pretend that we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. You and me dancing on the Gideon time, on the Gideon time. Try to unplug it, turn it back on. Try to unplug, but the feeling's gone. Walking in the wild, walking in the wild. You don't know why, you don't know why, you don't know why. Radio play in the cesspool stream. Oh, running down nightmares that used to be dreams.
Adesso ci aspetta il rientro. Al prossimo giro. Ciao! You and me dancing on a Gideon time. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. But don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. You and me dancing on a Gideon time. You and me dancing on my Gideon time.